Bicentenario della morte di Antonio Canova, altro che lavoro di squadra. Presentato una proposta di legge dalla deputata trevigiana, nonché segretaria della Commissione Cultura Colmellere, assieme all'onorevole di Possagno Paolin. Nero su bianco si illustra il progetto da 1 milione di euro per l'istituzione di un comitato nazionale per le celebrazioni. Comitato composto, udite udite, da 6 membri, compreso il presidente, nominati dai ministri di istruzione e sviluppo economico, da Fondazione Canova, dai comuni di Treviso e Possagno, scegliendoli tra studiosi di comprovata competenza nell'ambito dell'arte che lavoreranno senza compenso. Ma non vi pare che manchi qualcuno? Bassano che ruolo avrebbe in questo comitato nazionale? Beh, noi lo abbiamo chiesto alla prima cittadina, che immaginavamo molto turbata da questa dimenticanza, e si è arrampicata sugli specchi dichiarando che Bassano come ente pubblico sta già lavorando in rete e sinceramente ha tutta l'intenzione, ma è già concretamente all'opera in questo senso. rete. Questa parola l'abbiamo sentita usare tante volte ultimamente, peccato che le maglie di questa rete siano talmente larghe che rischia di non restarci dentro proprio nulla. Per giustificarsi, fuori dal microfono, la sindaca Pavan ha precisato anche che quella dei leghisti trevigiani è solo una delle istanze presentate per il bicentenario, che Bassano, copiando Possagno, ne presenterà una precisa prossimamente con richiesta di contributi. Ma quindi ognuno viaggia da solo, viaggia per sé. Bassano sta già lavorando, tra l'altro in questo senso, alla faccia della condivisione tanto sbandierata nelle conferenze stampa, con l'affidamento a una società dell'organizzazione di una grande mostra sul Canova. Nella delibera Possagno viene citata una sola volta nel curriculum della società affidataria, come se la gipsoteca, gli eventi annunciati, le volontà del presidente della Fondazione Canova Vittorio Sgarbi non esistessero. Forse a chi governa la città manca totalmente il senso della parola condivisione, soprattutto parlando di cultura. Questa è solo, ai noi, l'ennesima conferma.